quest'anno abbiamo 13 regattanti, di cui il 50% sono ragazzi provenienti dalla scuola di conduzione che abbiamo riservato già da molti anni come amministrazione. Si svolge in due manche, cioè la regata ai Fassoni-Zerrimi, che prevede un percorso di intorno ai 600 metri, sono due vasche del percorso che abbiamo preparato, e la regata a Cantoni, sono sempre 13 regattanti lì che si cimenteranno su un percorso di 1500 metri. Quest'anno mi auguro che ci sia un po' più di competizione, anche perché ci sono dei ragazzi che si sono preparati molto bene. In questo cambio generazionale, diciamo, che ci fa molto onore, anche perché vuol dire che abbiamo azzeccato nell'istituire questi corsi di conduzione e di costruzione di Fassoni. Molti ragazzi si stanno costruendo su Fassoni per conto loro, anche se poi li aiuta un po' il loro maestro Marco Pili, però è bello che si cimentino su queste cose e mandino avanti la nostra cultura di Santa Giusta, come la regata di Fassoni.